Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la pillola, oggi parleremo delle fatture d'amore o in realtà d'agile, però ne parliamo in questa micro pillola. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Degarle, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri ormai gloriosissimi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai sapete che alle 20:30 ogni lunedì sera il Degarle Marietto Veneziano e Mila sono impegnati in un corso gratuito di esoterismo, dove in ogni puntata parleremo di vari concetti nuovi per chi chiaramente è ai piedi della scala e vuole imparare. I link chiaramente li trovate qui sotto in descrizione. Se lasciate anche un bel commento, il vostro Marietto contento, e anche un super like non sarebbe male, incoraggiamento. Bene cari amici, parliamo un po' di queste fatture, perché purtroppo sento che in giro c'è tantissima mancanza di conoscenza. Molti scambiano le fatture nere per fatture d'amore. Le fatture d'amore possono essere fatte con dei geni, ma generalmente per chi ha le competenze professionali e le conoscenze vengono fatte con le d'agile. Le d'agile sono praticamente innocue, sono coercizioni mentali che aiutano la persona a far avvicinare un'altra persona. E poi chiaramente un pochettino ci va di karma, un pochettino ci va anche di savoir-faire e sensibilità della persona che ha commissionato la d'agila. Quando invece sentite parlare di fatture d'amore, lì il problema è sempre dell'esoterista che ha iniziato a proporsi, perché molti essendo mancanti di conoscenza di d'agila o magari hanno sempre usato fatture nere, perché ci sono molte fatture, gente che usa fatture nere, non ha ben capito che non si scomodano i geni di basso astrale. Al massimo si possono usare la magia rossa, ma in questo caso qui anche il mago deve essere di conseguenza, deve avere una qualità animica molto importante e non è facile trovarlo, ma molti si spacciano, come già spiegato in altre pillole, per maghi rossi, ma al massimo sono quelli della mano sinistra che fanno una coercizione tramite dei geni, ma queste cose qui sono sempre nettamente pericolose. Quindi il vostro Marietto cosa vi consiglia? La prima cosa da fare è sempre fare un bel cerchio di fuoco in ogni caso quando telefonate a un esoterista. Il vostro ovetto di protezione, una bella meditazione a stella di Davide, sempre quando si entra in contatto per fare come si dice, commissionare qualche lavoro a qualche esoterista. Poi ascoltarlo e chiedere che tipo di magia usa, perché ci sono quelli che partono in tromba e fanno subito magia nera, cioè la scambiano per magia rossa, ma in realtà attivano geni del basso astrale. Chiaramente hanno dei risultati sicuramente ottimi, velocissimi, però purtroppo poi ci sono le conseguenze, perché i geni di basso astrale sono sempre geni che richiedono uno scotto importante da pagare. Quindi lontano da operatori che sono anche sicuramente bravissimi perché hanno dei risultati immediati, ma usano geni di piani bassi vibrazionali, e cercate sempre chiaramente un mago rosso o un mago che magari non si definisce né rosso né bianco e né nero, ma che usa la d'agida, proprio perché la d'agida, essendo solo coercizione mentale, usa praticamente le abilità animiche del mago e non scomoda nessun tipo di genio. E chiaramente, se volete prima di tutto risparmiare, iniziate con le piccole pillole del vostro Marietto Veneziano che ho messo nella playlist, dove spiego come si può attivare qualche piccolo rimedio vibrazionale magico con circuiti radionici o anche con l'alloro. In questi giorni ho fatto una bellissima pillola della magia dell'alloro, semplice da fare, dura solo 9 mesi e sicuramente darà dei risultati interessanti. Altrimenti si possono usare le conchiglie e quant'altro con le candele sempre. Tutto è sempre nella playlist delle lezioni radioniche basic del vostro Marietto Veneziano, sono gratis. I circuiti poi li potete tranquillamente scaricare nel sito del Marietto Veneziano, scusate, non nel sito del Marietto Veneziano, ma nel sito del capitano.altervista.org o nel gruppi Facebook di Degarle Marietto Veneziano. Bene, detto questo, cari amici, il vostro Marietto ha finito. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al gruppo di Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 vi ho già detto, ogni lunedì sera il Degarle Marietto Veneziano coadiuvati da Mila tengono un percorso esoterico gratuito per tutti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!